li sta revocando perché non può permettersi la spesa, capito bene? Quindi può essere nominato lo stesso avvocato Arcifa di ufficio? No, perché se non riguarda il rapporto fiduciario può sempre essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Una cosa semplicissima, non è che... Comunque, se è una questione, se riguarda il vostro rapporto, il discorso non va bene, dico, vedete voi. Se ne parla. E i difensori presenti in aula, l'avvocato Antilla, l'avvocatessa Calatabiano, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Arcifa, l'avvocato Napoli, l'avvocatessa Ruggeri, l'avvocato Colonna, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocato Franco Russo e l'avvocato Giuffrida. Sì. Non ho capito. Va bene. Allora, l'avvocato Antille di ufficio per Arena Mario che ha revocato i difensori di fiducia. Comunque Arena, lei se non può consentirsi di pagare un difensore e si trova nelle condizioni di impossidenza totale, può essere difeso a spese dello Stato e può fare anche una richiesta alla matricola presso la direzione del carcere. Avvocato Antilla, se ne vuole occupare per favore. Poi l'avvocato Arcifa in sostituzione dei difensori oggi assenti e di ufficio per i difensori che siano sprovvisti per gli imputati che siano sprovvisti di difensore di fiducia. Ci mette la consegni, sì, ci mette il depositato. Prego? Sì, quindi l'avvocato Napoli dichiara di sostituire anche l'avvocato Gulisano. E l'avvocato Russo sostituisce l'avvocato Sandro Attanasio. Ci sono altre sostituzioni? Possiamo procedere? Certo. Rola. Sì. Si deve fare una segnalazione alla Corte. L'altra sera uno degli imputati, il signor Ercolano Giuseppe, ha fatto presente che per disposizioni superiori si era proceduto e si procede alla perquisizione personale degli imputati dal momento in cui escono da Bicocca per venire in aula e al momento del rientro dall'aula di Bicocca dentro le strutture carcerarie, di essere sottoposti a perquisizione con invito a spogliarsi interamente davanti a uno di quelli della scorta. Ritenevo che in base a questa segnalazione, che è veramente mortificante, al di là di quella che è la rappresentazione che ne ha dato l'interessato, si fosse attivato una qualche cosa o ci si fosse mossi, non so da chi, ecco, in questo senso, per cercare di ovviare o quantomeno di eliminare questo, chiamiamolo inconveniente o chiamiamolo disagio da parte di tutti. Io mi permetto di sollecitare la Corte, ove non avesse preso iniziative, ma per l'autorità che è riconosciuta al Presidente della Corte stessa, di invitarlo a prendere iniziativa presso le autorità competenti, sarà il Ministero, sarà la direzione del carcere, perché si elimini questo disagio per tutti, anche per chi non lo deve subire e deve sentire che questo modo di procedere per la perquisizione personale dei detenuti prima di venire in udienza e al loro rientro. Invito peraltro anche i procuratori della Repubblica, ove sia nei loro poteri, di poter fare le dovute segnalazioni in proposito, perché credo che si possa procedere alle perquisizioni ove ritenute necessarie con i mezzi modernissimi di cui
si dispone, o comunque in altra maniera meno opprimente, meno mortificante per tutti. Grazie. Sì, noi possiamo disporre direttamente la trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia e all'Ufficio Detenuti di stralcio del verbale con le dichiarazioni dell'imputato, che era Ercolano Giuseppe mi pare, e lo stralcio del verbale dell'udienza odierna con la segnalazione dell'avvocato Mario Giuffrida. Poi diamo atto che sono presenti in aula, sono sopraggiunti gli avvocati Pogliese e Valenti e dopodiché possiamo procedere senz'altro. Signor Presidente, mi scusi, Prego, la scorsa udienza ci eravamo riservati di produrre i verbali di assunzioni di informazioni della teste Tomasello che abbiamo utilizzato per le contestazioni. Sì, ha sentito? Allora, Pubblico Ministero, possiamo procedere? Abbiamo dei testimoni? Chi sono? Abbiamo dato atto in verbale, abbiamo annotato i nominativi? Sì. Presidente, chiedo scusa, se potessimo iniziare con i coimputati di reato connesso Russo Giuseppe e Torre Alberto. Sono presenti. No, dico, volevo dare atto al verbale soltanto della presenza dei testimoni citati per oggi, solo questo. Comunque è annotata dal verbale, sì. Va bene? Allora, chi dobbiamo introdurre? Torre Alberto. Torre Alberto. Dobbiamo dare atto della presenza degli avvocati, sono sopraggiunti in questo momento, ho visto l'avvocato Grasso, l'avvocato Greco, sì, Grasso e Greco, e Grasso, Russo, scusi, Aldo Russo, non Grasso. No, scusi, lei è il signor? Torre Alberto. Torre Alberto, rappresenta il pubblico ministero che lei sarebbe imputato in procedimento connesso, o sbaglio? Sì. Lo assisto io, Presidente. Avvocato Maria Caltabiano. Di che cosa è imputato, signor? Scusi, mi sfugge. Torre Alberto. Torre, ecco, signor Torre, di che cosa è imputato lei? Di furto. Ed è difeso dall'avvocatessa Montalbano? Calatabiano? Prego? Mario Brancato. Sostituito oggi dall'avvocatessa Calatabiano, lei per questa sua qualità ha facoltà di non sottoporsi all'esame richiesto dal pubblico ministero. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sì. Può andare? Signor Presidente, Torre Alberto ha reso più dichiarazioni delle quali il pubblico ministero chiede l'acquisizione e che quindi indica verbale di interrogatorio reso avanti al giudice per le indagini preliminari in data 17 dicembre 1993, verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero in data 30 dicembre 1993, verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero il 25 maggio 1994 e verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero il giorno 28 maggio 1994. Dottoressa, andiamo annotando a verbale i nominativi dei difensori che sopraggiungono.
si acquisiscono le dichiarazioni del signor Torre Alberto. al fascicolo del dibattimento. Appresso? Russo Giuseppe, Presidente. Si accomodi, si siede. Sì. Lei è il signor? Russo Giuseppe. E il pubblico ministero ci ha rappresentato che lei è imputato attualmente in un procedimento connesso. Chiedo scusa, Presidente. No. Lo è stato, venne a suo tempo sottoposto a indagini e sentito dal dottor Falcone. Lo è stato nel passato, poi venne prosciolto. Quindi lei attualmente è stato prosciolto da ogni accusa. E da chi? Dal giudice delle indagini preliminari oppure come si è risolta la sua vicenda? È assolto per il fatto non sussiste. Almeno così. Ma da quale organo giudiziario? Presidente, ero io in difesa Sì, e sì. chiaro rappresento quello che tecnicamente non Sì. sa rappresentare lo indagato. Dal giudice istruttore di Catania, al quale per stralcio fu trasmesso dalla procura e dal GI di Palermo il procedimento in corso verso più indagati. Con formula ampia era uno degli ultimi processi con istruttoria formale secondo il vecchio rito. Il fatto non costituisce reato. Era una sentenza del giudice Luigi Russo da Catania. Quindi non rientra nell'ipotesi della... Fu prosciolto. quindi dico, ha riacquistato la sua capacità di testimoniare integralmente, Sì, però mi pare. Non è che risponde una dei cosa- fatti per cui era indagato. Eh? Erano fatti per cui era imputato. Quindi si può avvalere della facoltà di non rispondere, perché allora fu sottoposto ad interrogatorio come imputato. Sì. Non si può più rivedere questo procedimento, no? Sì, ma dico, ma fu imputato, allora i fatti di cui dichiarò era in quanto imputato, quindi si può avvalere della facoltà di non rispondere. Quello qualora ancora si dovesse considerare come poi imputato, ma ha perso questa qualifica proprio perché è stato assolto. Sì, per quei fatti però dico, egli dovrebbe ripetere un interrogatorio non reso come teste o come altre, come diciamo imputato, allora era imputato e che se 416 bis. Se non si può... si deve vedere, perché penso di quindi come Salvo che la sentenza di proscioglimento sia tenuta irrevocabile, ora si deve chiedere la giurisprudenza in qualche modo. Sì. Signor Presidente, mi scusi, ma la Corte, credo che in una delle precedenti udienze, ha deciso in una situazione simile allo stesso identica a questa, per uno di quelli citati come test della... No, era stato prosciolto dal GUP, questa è la differenza, e qui dal giudice istruttore, quindi si può riaprire la istruzione, ma si può riaprire la istruzione. È la stessa cosa, signor Presidente, è lo stesso caso. E il signor Russo, ripeto, io gli ho parlato perché non lo vedevo da 7 anni, si vuole avvalere, questo è il punto, della facoltà di non rispondere. Tenendo, vabbè, ma io non sto parlando io, è il mio assistito, questo è lo scopo. Quindi è la stessa situazione, certo tutto si può riaprire. Lo stiamo dicendo per lealtà, è inutile, perché io gli ho parlato, gli ho esposto la situazione, il punto di vista è avvalersi della facoltà di non rispondere.
sia benvenuti per lavoro irrevocabili e parlo a 648. Sono irrevocabili sentenze pronunciate in giudizio, quindi serve l'attuale disciplina. Il problema non c'è un discorso chiaro, io non capisco più quasi, non so dove in questa se ancora dava alto se c'è qualcosa sotto il 197 riguardo alla Allora, la Corte ritiene che il testo oggi indicato dal Pubblico Ministero rientra fra le persone di cui all'articolo 197 del Codice di Procedura Penale, quindi lei è assistito dall'Avvocato Pogliese e per questa sua vicenda, diciamo così, trascorsa, la legge le consente di non sottoporsi all'esame richiesto dal Pubblico Ministero. Lei deve dichiarare se intende avvalersi di questa facoltà oppure se vuole... Intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. Può andare, grazie. Grazie, buongiorno. No, questi che ci sono forse. No, ci sono, questi qua ci sono. Signor Presidente, il Pubblico Ministero chiede quindi l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso al giudice istruttore di Palermo in data 17 marzo 1988. Come si chiama di nome Russo? Russo Giuseppe, Presidente. Ho sentito, appunto, ero io in presenza il 17 marzo 88, sì. Una volta sola fu ascoltata. Allora, si ammette il verbale agli atti del fascicolo del dibattimento. Il testo successivo? E il maresciallo Grasso? Il maresciallo Grasso, Presidente. Si accomodi da questa parte. Si sieda. Presidente, mi scusi. Avvocato Freddo Neva. Siccome mi debba allontanare, nomino mio sostituto processuale avvocato Francantilla. Grazie, avvocato. Grazie a lei. Allora, maresciallo, il nome, il cognome, il grado e l'ufficio di appartenenza. Allora, maresciallo Grasso, il nome? Maresciallo Grasso Giovanni, del nucleo operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. Sì, si sistemi meglio il microfono, ascolti le domande che le faranno prima il Pubblico Ministero e poi i difensori. Dovrebbe leggere la formula e alle sue spalle c'è un biglietto. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il Pubblico Ministero può procedere.
Maresciallo Grasso, presso quale ufficio presta servizio? Presso il nucleo operativo del Comando Provinciale di Catania. Lei si è occupato delle indagini relative ai supermercati Super S? Sì, mi sono occupato delle indagini. Sa riferire alla Corte come ebbero inizio queste indagini? Sì. Le indagini presero il via da una telefonata anonima che pervenne alla centrale operativa del comando provinciale e del comando compagnia di Acireale. Lo sconosciuto interlocutore riferì all'operatore della centrale che se i carabinieri volevano mettere le mani su Santa Paola dovevano andare presso il supermercato Super S di via Sgroppillo. Il nucleo operativo della compagnia, sempre di Acireale, si organizzarono e andarono sul posto, fecero un'irruzione e trovarono della merce di provenienza furtiva. L'irruzione, scusi Maresciallo, l'irruzione dove venne effettuata? L'irruzione venne effettuata proprio al supermercato che si trovava ubicato in via Sgroppillo di Catania, numero 19. Dei carabinieri di Acireale presero parte all'epoca il maresciallo Candela, c'era il maresciallo Colella, il maresciallo La Spina ed altri militari che adesso non ricordo. E questi fecero l'irruzione all'interno del supermercato e trovarono della merce di provenienza furtiva, al che estesero poi le ricerche e si portarono presso il deposito di via Marchesana ubicato in Aci Sant'Antonio e lì trovarono altra merce di provenienza furtiva e anche trovarono un autocarro, un auto articolato che era stato oggetto di rapina alcuni giorni prima. Ecco, sa indicare alla Corte, se lo ricorda, se si riuscì ad individuare i fatti delittuosi da cui provenivano le merci che furono trovate all'interno? Sì, infatti trovarono della merce, cioè la merce fu riconosciuta dai rappresentanti delle varie ditte, tant'è vero che ci furono invitate e fecero delle deposizioni sempre ai carabinieri di Acireale, nelle quali dissero che effettivamente la merce trovata era di loro pertinenza. Ecco, non sa indicare alla Corte quali erano in particolare le ditte che erano... Non lo ricordo quali sono le ditte interessate. Di questo aspetto delle indagini chi se ne occupò? Questo aspetto delle indagini se ne occupò la compagnia di Acireale e anche, se non erro, anche la stazione carabinieri di Aci Sant'Antonio. Ecco, ma in particolare lei faceva riferimento al maresciallo Candela e a un altro... Maresciallo Candela, maresciallo Colella, maresciallo La Spina, maresciallo Castro, comandante della stazione all'epoca comandante della stazione di Aci Sant'Antonio. Ecco. A seguito di questi primi rilevamenti, quale fu la svolta data poi alle indagini? Dopo questa prima fase venne interessato il nucleo operativo. E io, quale componente del nucleo operativo, mi venne affidata questa indagine. L'indagine ci portò a ripetere una nuova perquisizione all'interno dei locali e acquisimmo altro materiale che ci servì, che poi fu consultato, esaminato e
e dalla quale poi abbiamo rilevato altri dati, altre cose che poi sono state compendiate nella comunicazione notizia di reato. Ecco. Invece i carabinieri di Acireale trovarono, mi ricordo, delle agende. Queste agende vennero successivamente sequestrate e su queste agende fecimo anche degli accertamenti, tant'è che prima di depositarle presso la cancelleria del Tribunale trascrissi tutti i dati, i numeri di telefono, le annotazioni, riportai tutto su degli appunti nostri, che io adesso potrei anche fornire alla Corte. Adesso faremo qualche domanda su queste agende sequestrate. Volevo chiederle, furono svolte anche indagini con riferimento alle vicende societarie della Super S, con particolare riferimento anche alle sedi di queste aziende che via via Sì. Cioè, noi praticamente abbiamo ricostruito dal 1976 sino a oggi l'attività imprenditoriale svolta da Caponnetta Anastasio, il quale risultava quale socio o legale rappresentante di varie società. E ricordo che l'indagine proprio iniziò dal 1976 e l'attenzione fu posta sulla Salvina, che è stata una delle prime società che ha costituito il Caponnetta Anastasio. In tale società, nell'esame di tale società, abbiamo visto che il Caponnetta Anastasio già all'epoca stringeva rapporti con Musumeci Francesco, un commercialista, che poi man mano abbiamo visto che la presenza di questo commercialista era praticamente frequente in tutte le altre società e contribuiva, diciamo, a consigliare il Caponnetto come si doveva comportare. Ecco, in particolare lei ricorda qual era la sede, dove si trovava la sede del deposito della Salvina? Dunque, il deposito della Salvina si trovava ubicato in Sant'Agata dei Battiati al civico 13 di via Kennedy. In merito abbiamo fatto degli accertamenti e dai primi accertamenti da noi esperiti emerse che la Salvina aveva sede nei locali di proprietà degli Ercolano e specificamente di Santa Paola Grazia, moglie di Ercolano Giuseppe. Successivamente invece accertammo che i locali della Salvina non erano praticamente era stata costruita all'interno dei locali di proprietà di una certa Rapisarda Carmela. Però l'errore Rapisarda o Privitera? Rapisarda o Privitera? Privitera Carmela. L'errore nacque perché i locali della Salvina erano attigui a quelli di proprietà della Santa Paola Grazia, e siccome nei locali della Santa Paola Grazia c'era anche un deposito di vini, per cui gli accertamenti furono fatti, ci hanno un pochettino disorientato, diciamo, da questo punto di vista. Però sta di fatto che la Salvina i locali della Salvina erano vicini, attigui a quello di Santa Paola cortile? Nello stesso cortile, oppure facevano parte della stessa palazzina, dello stesso condominio, e della stessa palazzina. Tra la documentazione sequestrata, lei ricorda se fu rinvenuta una pratica di fideiussione bancaria relativa alla Super S? Non lo ricordo questo.
Ricordo invece, per quanto riguarda la fiduciazione, accesa presso un istituto di credito. Sì, ricordo invece che nel sentire Carastro Antonino, che è un geometra, il quale aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione sia nei locali della Super S sia nei locali degli altri punti vendita, questi mi riferì che si era impegnato, praticamente aveva fatto da fiduciario per conto del Caponnetto per ottenere un prestito presso la Banca Commerciale Italiana dell'importo, mi dichiarò, di 150 milioni, quando invece certamente da noi praticati presso l'istituto bancario emerse che effettivamente il Carastro, assieme al Musumeci Francesco, assieme a Minniti Giuseppe, Baldanza Rosario e la moglie dello stesso Carastro, mi sembra Mainenti Patrizia, firmare una fiduciazione con la Banca Commerciale per l'importo di 600 milioni. Si trattava di Baldanza Rosario oppure di un altro Baldanza? Il nome? Dunque, Baldanza Roberto. Lei ricorda, e quindi si trattava di una fiduciazione per quale importo? Dell'importo di 600 milioni. Lei ricorda dove ha sede la impresa del Carastro? Dunque il Carastro, ora se non ricordo male, mi diceva che aveva lo studio in via Fimia. E poi, se non ricordo male, il Carastro faceva dei lavori anche per conto di Mangion Giuseppe, un altro geometra, che poi è il figlio di Mangion Francesco, e allora per conto di questi più volte si è prestato ad eseguire dei lavori. Lei poc'anzi accennava ad delle agende che furono sequestrate, rinvenute all'interno dei locali della Super S. Ricorda se vennero rinvenute alcune planimetrie in occasione di queste operazioni di perquisizione? Sì, nel corso della perquisizione fatta da noi, dal nucleo, trovammo una planimetria riguardante uno stabile di Viale Ionico, che in altre indagini veniva indicato questo deposito come una base operativa del gruppo Santa Paola. Quale deposito era questo di Viale Ionio? Adesso non lo so indicare specificamente il civico, però ricordo che si trattava dei garage posti sotto la strada. Furono fatti degli accertamenti per individuare un collegamento tra la Super S e la famiglia Ercolano Santa Paola? C'è opposizione, Presidente, a questa domanda? Implica nella risposta una valutazione? Ho detto accertamenti di fatto dai quali desumere. Dai quali desumere? Gli accertamenti non sono una valutazione. Può rispondere alla domanda, si rigetta l'opposizione. Che furono rinvenute delle elementi che consentirono di fare sia tra la documentazione sequestrata sia da altri fatti che può riferire alla Corte. Sì, nel corso della stessa perquisizione
parlo della stessa perquisizione, quella effettuata dal nucleo, noi trovammo delle foto in cui venivano ripresi 4-5 personaggi. L'indagine tendeva ad identificare le persone che erano state fotografate assieme. Da queste siamo riusciti a riconoscere un certo Ponzio Concetto, che è il proprietario della discoteca Miami di Ficarazzi. Per saperne di più sulle foto e specificamente sull'identificazione dei personaggi, è stato convocato presso i nostri uffici. Questi praticamente ha tergiversato alle domande che gli erano state poste dal capitano Spirito e poi ammise di riconoscere nel gruppo un certo Rapisarda Salvatore. Però sugli altri riferiva di non conoscere o comunque di non ricordarsi chi erano. Successivamente abbiamo poi accertato che gli altri individui erano: uno era Minnite Teodoro, cognato di Santa Paola, l'altro invece era Ercolano Vincenzo, figlio di Ercolano Giuseppe, e poi accertammo anche che il gruppo aveva effettuato una vacanza in Brasile in occasione del carnevale di quell'anno, il 1900, non ricordo quale anno preciso. Ecco, sul Rapisarda Salvatore faceste qualche accertamento per individuarlo circa anche l'attività che svolgeva? Sì, in realtà non abbiamo fatto molto sul Rapisarda, accertammo solamente che questo qua era un infermiere presso l'ospedale Garibaldi, se non ricordo male, e poi su Rapisarda non ricordo. L'ospedale? Garibaldi o Vittorio Emanuele, non ricordo, uno dei due ospedali. Diceva, questo è l'unico accertamento, ricorda? Posso? Sì. Dico, furono fatti ulteriori accertamenti sul Rapisarda che lei ricordi? Non ricordo altri accertamenti sul Rapisarda. Lei ricorda se all'interno della Super S fu rinvenuta documentazione che riguardava una profumeria? Sì. All'interno della Super S trovammo un appunto che era stato trasmesso in fax dalla Ercolano Maria alla SARC, è una società qui di Catania, con la quale in questo appunto la Ercolano Maria faceva presente alla SARC di fatturare un registratore di cassa alla GESPAC di Roma, con sede legale in via Rabotì numero 22. Su questa società fecimo ulteriori accertamenti e scoprimmo che praticamente i soci di questa società erano le mogli dei fratelli Mirenne, Giuseppe e Giovanni, e che l'amministratore unico era un certo Tomasello, non ricordo il nome, che poi l'abbiamo sentito a sommare informazioni, e questo ci riferì
che la società effettivamente era dei fratelli Mirenna e che però era inoperante. L'unico lavoro che avevano fatto e che lui aveva praticamente seguito era proprio la ristrutturazione dei locali della Templum, una profumeria di proprietà di Ercolano Maria e di, anche se non ufficialmente, Mangion Francesca. E questa nota dove fu rinvenuta? Questa nota fu rinvenuta proprio nell'ufficio, in uno dei due uffici, non ricordo se era l'ufficio di Caponnetto o nell'ufficio attiguo laddove operava la segretaria. Furono raccolte nell'ambito delle indagini elementi testimoniali da cui risultava un interessamento della famiglia Ercolano Santa Paola nei confronti della Super-S? Sì. C'è una testimonianza, una dichiarazione alquanto eloquente, la rendeva un certo Restuccia Angelo. Questi era un dipendente della Super-S. Allora, l'abbiamo convocato in caserma e l'abbiamo sentito per avere ulteriori notizie. Questo, il Restuccia chiarì la sua posizione in seno alla Super-S, la sua attività svolta, e poi mi raccontò un episodio e mi disse che dopo l'irruzione dei carabinieri lui si trovava vicino all'edicola ubicata nei pressi del supermercato Super-S, in attesa di un suo amico. In questo frangente veniva affiancato da una macchina. Da questa macchina prendeva posto un certo Aldo, persona che lui già conosceva per averla vista all'interno del supermercato, e questo Aldo abbassò il finestrino della macchina, si trattava di una Mercedes, e gli disse quale novità c'erano all'interno della Super-S, e lui disse, gli rispose che non sapeva nulla in quanto i carabinieri avevano sequestrato tutto. E chi era questo Aldo? Sì, l'abbiamo chiesto chi era questo Aldo. Allora, per avere la certezza che si trattasse di Aldo Ercolano, fece vedere al Restuccia un ritaglio di giornale laddove era riportata l'effigie di Aldo Ercolano. Lui la osservò e disse, sì, dice, è la stessa persona che mi ha chiesto l'informazione ed era anche la stessa persona che io vedevo all'interno del supermercato. Lei poc'anzi ha parlato di agende sequestrate. Vuole riferire alla Corte di agende sequestrate all'interno della Super-S? Vuole riferire alla Corte i nominativi o comunque quelli più importanti delle persone indicate in queste agende? Sì, nell'agenda erano stati annotati tutti i numeri di telefono delle persone che avevano avuto... mi scusi Maresciallo, può consultare se lei ha degli appunti. Lei poc'anzi accennava al fatto che aveva trascritto su degli appunti. Allora, dalle agende noi rilevammo che effettivamente il Caponnetto aveva annotato Maresciallo, scusi, quando lei consulta materiale documentale deve indicare di che cosa si tratta. Sì. Il documento che sto per consultare non sono altro che i numeri di telefono e le varie annotazioni che ho rilevato
dall'esame delle agende. Per avere una facilità, per favorire il lavoro investigativo e non avere sempre dietro le agende, allora cosa ho fatto? Le ho trascritte, ho trascritto tutto e le agende le ho depositate. Una volta che le ho trascritte ho fatto uno per uno degli accertamenti per vedere se effettivamente le persone o i numeri di telefono potessero avere un'attinenza con il caponnetto. E così facendo abbiamo sentito diverse persone, i quali... Presidente, dico, si tratta di agenti che abbiamo sequestrate e sono presso l'ufficio corpi di reato, quindi sono... Dico, il documento è un appunto... È un appunto estrapolato dalle agenti. E abbiamo visto che effettivamente molte delle persone che indicate oppure che emergevano dallo sviluppo dagli accertamenti delle utenze telefoniche avevano avuto dei rapporti di lavoro, di amicizia con il caponnetto. Tra queste persone per la nostra indagine emergevano chiaramente il Mangion Giuseppe. Si avvicini al microfono, maresciallo. Sì. Mangion Giuseppe, poi vediamo. Giuseppe è il figlio di Mangion. Mangion Vincenzo. Il Mangion Vincenzo. Poi c'era un'annotazione Avimec con scritto Concetto, praticamente l'Avimec è una società della famiglia Ercolano, e Concetto è di Stefano Concetto, che sarebbe il marito della figlia Cosima Palma. Poi Alonso Giovanni è un ragioniere che è molto vicino alla famiglia Ercolano, e questi praticamente in occasione del matrimonio di Cosima Palma intervenne a favore proprio di Ercolano Giuseppe, il quale si stava lamentando di una perquisizione che noi abbiamo fatto in occasione proprio del matrimonio della figlia di Ercolano. E mi ricordo che il matrimonio il ristorante era, se non sbaglio, lo Sheraton. E in quell'occasione proprio, quindi l'Alonso era tra gli invitati. E siccome noi sempre abbiamo avuto delle telefonate con le quali ci segnalavano sempre la presenza del Santa Paolo Benedetto, all'epoca latitante, allora ritenemmo opportuno di fare delle perquisizioni, fare un controllo. Allora, a seguito di questo controllo, chiaramente il Ercolano Giuseppe si lamentò, ma in modo particolare, cioè venne in difesa in modo particolare l'Alonso, mi ricordo nei confronti dell'allora tenente Bassetta. La cosa poi si tranquillizzò perché abbiamo chiarito che la nostra presenza non aveva lo scopo di guastare il matrimonio quanto per vedere se effettivamente tra gli invitati vi fosse il Santa Paolo. Poi tra gli altri nominativi Carasso Antonio è il geometra che ha eseguito i lavori per conto della Super S. Poi abbiamo vi era un'annotazione nell'agenda con la scritta Enzo col numero di telefono 32 87 52. Abbiamo sviluppato il numero, e il numero dall'8583 al 2789 è stato intestato a Mangion Geometra Giuseppe, via Luigi Sturzo numero 78, Catania.
E questo Mangion Giuseppe è il figlio o il fratello di Mangion? Non sono sicuro se sia il figlio o il fratello di Mangion Francesco. Ricordo che era il figlio di Mangion Francesco. C'era l'indicazione di uno studio oppure era un'indicazione di una casa privata? No, via Luigi Sturzo era lo studio. Vabbè. Posso consultare la CNR? Presidente, scusi, possiamo sapere esattamente che cosa legge il test quando legge? Dico, ma sono appunti non versati agli atti, sono appunti suoi, diciamo così, privati, personali, non dico sono appunti del fascicolo. Sinora quello che ha letto era un appunto, ha spiegato, di numeri telefonici estrapolati dalle agende che sono in sequestro. Sì, Presidente, e fin qui l'avevo capito. Quello che non ho ancora capito. Eravamo arrivati sin lì. Perfetto, allora credo che sia importante per tutti capire se questi appunti fanno parte del fascicolo del dibattimento, è un appunto del PM, chiedo scusa, lapsus, oppure si tratta di appunti privati, diciamo, fatti personalmente dal test. Per questo mi interessa. Ma ci ha chiarito che si tratta, li può mostrare, sono appunti estrapolati dalle... Cioè non sono atti versati nel fascicolo del PM, sono appunti personali. Questo, io non credo che il test possa, dico, altrimenti poi ce li deposita magari, vediamo, o li mette a disposizione. Sino a quando si è trattato dei numeri che di telefono, ci ha detto che sono estrapolati da atti che fanno già parte del fascicolo del dibattimento. In quanto sono oggetto di sequestro. Vedo che continua a leggere. No, adesso sta leggendo. Ora sta leggendo la comunicazione di notizie di reato, avvocato, è un'altra cosa. In questo momento, ma io non è che sto parlando di questo momento, sto parlando dei momenti precedenti pure, Presidente. Io ho visto spessissimo il test chinarsi a leggere, allora volevo capire, quando legge, vorrei capire esattamente che dica cosa sta leggendo e che si dia atto che sta leggendo. Mi scusi, lo ha già detto, ha detto che ha estrapolato. Cerchiamo di starci attenti, così programmaticamente. In questo momento lei ha davanti la comunicazione di notizie di reato per vedere se... No, l'indicazione, ci dia l'indicazione. L'indicazione di questa notizia di reato, la data, il numero. La notizia di reato che è stata presentata il 1° febbraio del 1993 e porta come numero di protocollo il 222/45-1992. Ed è a firma del capitano Spirito Giovanni. Il test ha già dichiarato che ha svolto le indagini in riferimento. Ecco, lo che la comunicazione notizia di reato, anche se è a firma del comandante, però non l'ha redatta materialmente il comandante, l'ho redatta materialmente io. Questo. Che è un... Presidente, io voglio dire, non faccio commenti, per carità, tutti si... Presidente, io però dico, la legge parla di documenti redatti dal test e dico, siccome si tratta di atti pubblici, la redazione del documento deve risultare, fa prova fino a querela di falso. Oggi il test viene a dire cose diverse. Presidente, ne prendiamo atto. Ma qua, Presidente, non credo che ci sia nulla di scandaloso, non perché c'è la firma per quanto mi riguarda non credo che ci siano problemi particolari. Nessuno sta gridando allo scandalo. Va bene, avvocato, quindi l'importante è che si dia atto di quello. Sì, ora cosa da questo documento? Da questo documento sono in grado di dare una risposta certa se Mangion Giuseppe è il figlio o il... stia zitto lei, Mangion, stia zitto, lei stia zitto! Lei stia zitto e non si permetta più di interloquire. Lei prenda nota, quello che non le sta bene sarà oggetto di controesame da parte del suo difensore e di dichiarazioni sue personali, se lo ritiene, dopo che è finita l'escussione del testo.
Formalmente però io mi oppongo che visto che il testo ha dichiarato che non è atto a sua firma. Il testo ha dichiarato, avvocato, che la redazione del documento è sua. Anche se non risulta a sua firma. Allora io dico che siccome io signori, per favore, facciamo risultare dal verbale tutte le osservazioni che si ritiene di fare. Questo volevo fare, Presidente. Io, l'avvocato Catania, si oppone, avendo appreso che l'atto non è a sua firma, che ha detto che l'ha redatto lui, risulta, ma dico, siccome io mi devo attenere alle risultanze formali, si oppone a che il test continui a consultare un atto non a sua firma. Il Pubblico Ministero fa rilevare che, al di là del fatto formale della firma, il teste ha dichiarato sotto il vincolo del giuramento che il documento è stato da lui redatto. Ovviamente la firma del capitano Spirito ha una funzione diversa che costituisce un visto sul contenuto delle indagini che anche il capitano ha seguito, ma certamente la redazione materiale del documento è opera del maresciallo Grasso. Io quindi ritengo che, se bisogna guardare alla sostanza delle cose, l'opposizione non può essere accolta. Allora, visto il testo di legge, si autorizza il test alla consultazione. Effettuata la consultazione, posso dire che il figlio di Mangion Francesco. È il figlio di Mangion Francesco. Vogliamo continuare nella lettura, nella indicazione dei nominativi indicati nelle agende sequestrate al caponnetto? Poi un'altra annotazione di rilievo sempre per le nostre indagini era Innocenti Nicky Carr, con a fianco un numero di telefono 33 97 19. Il numero leggo quello che c'è scritto così. Allora, dal 19/7/85 l'utenza risulta intestata a Messina Antonio, via Nuova Lucello, numero 3 Catania. La Nicky Carr SRL è stata costruita il 18/3/83 ed ha sede in via Leonio, numero 15 di Catania. Ha per oggetto sociale la riparazione, la vendita e i ricambi di autovetture e motocicli. Amministratore unico risulta essere Anastasia Gaetano, nata a Catania il 25/3/63, ivi residente in corso indipendenza, numero 260. Tra i soci figurano Gentile Fabrizio e Nania Antonino. E qui ci faccia capire allora questo numero telefonico a quali personaggi riconduceva? Riproduceva che Nania Antonino è il genero di Mangion Francesco. Invece Gentile Fabrizio è collegato per aver sposato una sorella o una nipote di Galea Eugenio, Galea Nazarena. Ed entrambi, dalle indagini svolte anche in passato, sia il Gentile Fabrizio e sia il Nania erano praticamente componenti a pieno titolo della famiglia Ercolano. Ecco, altri nominativi. Signor Presidente, chiedo scusa. Siccome quelli che sta consultando il test noi non sappiamo che tipo di documenti sono, sempre specificare né sono verbali. Le ultime notizie che lei ha letto fanno parte della CNR. Le ultime notizie che ho letto riguardano sempre gli appunti che sono stati rilevati dalle agende di Caponnetto. Ora, su questi rilevamenti
credo di avere capito che sono state fatte indagini. Sì, abbiamo fatto dalle quali è emerso quello che io ho già letto. E questi risultati dell'indagine fanno parte della CNR oppure no? Certo, parte delle cose che sto citando costituiscono corpo della CNR. Signor Presidente, scusi, allora sarebbe molto più logico, giacché questa agenda è sotto sequestro, prelevare l'agenda dall'ufficio corpi di reato e mostrare quella al test, io credo, e non gli appunti che noi non conosciamo né che si trovano nel fascicolo del dibattimento. Per risolvere ogni problema e per andare più celermente, chiedo al maresciallo di indicare tutti i nominativi di interesse per le indagini che sono stati rilevati dalla lettura delle agende, che poi potremmo controllare, ma è chiaro che già alla Corte dobbiamo dare un'indicazione di questi nominativi. Vorrei sapere se ci sono altri nominativi di personaggi che sono stati rilevati dalla lettura delle agende che sono sequestrate. C'è opposizione a questa domanda, Presidente? Prego. C'è opposizione a questa domanda, perché laddove il pubblico ministero dice di interesse per l'indagine, le risposte possono essere solo due: se sono di interesse per l'indagine devono far parte di questa indagine consacrata in un atto ufficiale, che deve quindi essere prodotto con le forme ufficiali e ritualmente. Se non fanno parte di questa indagine, ciò non è avvenuto, questo rappresenta una valutazione passata e attuale del teste. È inammissibile questa domanda. Presidente, riformulo la domanda solo per evitare qualunque polemica, non perché ritengo che sia fondata l'eccezione della difesa. Vorrei chiedere al maresciallo i nominativi dei personaggi che sono legati per vincoli di sangue o per vincoli di rapporti di affari con la famiglia Santapaola Ercolano. Oltre a quelle citate non ne ricordo altre. Lei ricorda se venne sequestrata anche una agendina Cartier che in un primo momento venne attribuita ad un imputato, mentre poi lo sviluppo successivo delle indagini consentì di individuare a chi apparteneva realmente? Sì, venne sequestrata un'agenda che noi attribuimmo che fosse di pertinenza di Bella Marco. Di Bella Marco, questo di Bella Marco è direttore di sala della Super S. E invece poi successivamente, ora non ricordo esattamente, mi sembra che l'agenda fu attribuita di pertinenza di Sturiale Eugenio. Ecco, ricorda i nominativi indicati in quella agenda? In quell'agenda mi ricordo che vi erano annotati i nomi di Musmeci, Costanza e Salvatore, il numero del club Le Muse, non ricordo altro. Non ricordo. Le giunsero segnali ai carabinieri di Catania circa il forte interesse della famiglia Ercolano Santapaola in ordine ai supermercati Super S? Sì, giunsero a noi delle notizie in merito a quanto lei mi sta dicendo e che furono... Presidente, mi scusi, notizie così in genere... sta rispondendo. Sta rispondendo. Si può dare.
deve dire la fonte qualche Ma lo cosa. sta dicendo, guarda, se non lo fa parlare, spero che lo dica. Giunsero delle notizie a noi carabinieri di sospendere le indagini sulla Super S in cambio di qualcos'altro. Queste notizie sono state date direttamente al colonnello Regoli, che allora comandava il reparto operativo del comando provinciale di Catania e oggi presta servizio presso il Rosso di Firenze. Quindi, cioè in sostanza, il colonnello Regoli fu destinatario di una indicazione circa il forte interesse sto traducendo, avvocato, e non sto commentando, circa... Non può tradurre, mi scusi, è un test che riferisce le cose, non è che faccio la traduzione. Io sto cercando soltanto, Presidente, soltanto di chiarire quello che ha poc'anzi detto il pubblico ministero. Signori, per favore, ci sembra chiaro. Deve chiarire il test, non lei, scusa. Lei ricorda innanzitutto il periodo dell'intervento alla Super S dei Carabinieri, ricorda il periodo, la data? Dunque, l'irruzione venne eseguita la notte del 21 o del 22 settembre del 1992. Ecco, ricorda se in epoca successiva venne effettuata una perquisizione all'interno degli uffici Liga Publicitas di via Gabriele D'Annunzio? Sì. Dopo un mese, 2 mesi circa, presso la centrale operativa del comando provinciale di Catania pervenne l'ennesima telefonata anonima con la quale lo sconosciuto interlocutore ci segnalava la presenza sempre del Santa Paola all'interno degli uffici della società Publicitas, Liga Publicitas, ove vi era in corso una riunione. Ci siamo organizzati e abbiamo fatto dunque io non partecipai personalmente a questo controllo, però ricordo che i colleghi si partirono immediatamente e fecero un'immediata irruzione all'interno degli uffici. All'interno degli stessi trovarono Adaldo Ercolano, trovarono... Signori, in sede di controesame questo intervento, come opposizione non può essere ammesso, il testo è continuo. Allora, trovarono Adaldo Ercolano, trovarono a Cali Basilio, un certo Santocono, l'avvocato Licciardello e poi per ultimo arrivò Galea Eugenio. E ricordo anche, sempre per aver consultato gli atti, per aver letto e per aver poi anche sentito dire dallo stesso carabiniere, che il Galea Eugenio praticamente ritardò all'appuntamento, si presentò con un po' di ritardo e quando si presentò trovò all'ingresso sulle scale il carabiniere D'Arico, che in abito borghese presidiava l'ingresso e manifestamente mostrava la pistola. Il Galea, forse scambiando come persona di fiducia delle persone che già vi erano dentro, lo salutò battendoci la mano sulla spalla.
però quando il Galea entrò dentro e trovò i carabinieri in divisa, si trovò in imbarazzo e cercò di giustificare la sua presenza dicendo che si era... Opposizione a quanto sta riferendo, Presidente, se mi dà la parola posso intervenire? Presidente, se il motivo di opposizione è quello precedente, avvocato mio... No, Presidente, il testo sta riferendo su quanto dichiarato da un imputato. Ma su quale imputato? Galea Eugenio. Sta riferendo quello che ha riferito un carabiniere. E allora esamineremo il carabiniere? Lo esamineremo, ma intanto... Opposizione respinta, prosegua. Quindi quando si trovò dentro i carabinieri in divisa si trovò in imbarazzo e cercò di giustificare la sua presenza dicendo che si era portato presso gli uffici per contattare l'avvocato Ricciardello. Ecco, Maresciallo, vogliamo riepilogare chi furono gli operatori dei carabinieri intervenuti in quella circostanza? Allora, in quella circostanza c'erano il maresciallo Di Fazio, poi questo carabiniere D'Arico, poi se non erro c'era anche il capitano Spirito. Il D'Arrigo come si chiama di nome? Vabbè. Comunque presta servizio presso il nucleo operativo. Poi c'erano altri militari, erano parecchi, adesso non ricordo. Ecco, lei ci sa dire che fine ha fatto poi l'avvocato, cosiddetto avvocato Ricciardello? Sì, l'avvocato Ricciardello poi tempo dopo venne ucciso. Ricorda il lasso di tempo intercorso tra i fatti di cui stiamo discutendo e la morte del Ricciardello? Se lo ricorda? Non ricordo esattamente quando è stato ammazzato il Ricciardello, però posso dire che non è intercorso molto tempo. Maresciallo, lei parlava della Liga Publicitas, sa che cos'è esattamente la Liga Publicitas? Sì, è una società a comandata semplice. I soci dell'amministratore, dunque abbiamo Cali Basilio, uno dei soci, e l'altro era Santocono. La società come Santocono ricorda il nome, Maresciallo? Ricorda il nome del Santocono? No. Ricordo invece che la Liga Publicitas si interessava di programmi culturali e poi anche di finanziamento, cioè per favorire questa attività culturale eccetera, poteva anche poteva esercitare attività finanziarie. Chiedo scusa, allora si occupava di attività finanziarie e poi di cos'altro non ho compreso bene? No, l'attività finanziaria per lo sviluppo dell'attività ricreativa e cose varie. E avete svolto poi accertamenti su questa società e sull'attività specifica svolta dalla società stessa? No, io personalmente no. Lei si è occupato di attività investigativa relativa al Club delle Muse? Sì. Ci può dire esattamente come ebbe inizio queste attività investigative? Sì. L'attività sulle Muse partì dal controllo
o comunque dalle indagini svolte su Anastasi Roberto. Anastasi Roberto era un personaggio da noi già controllato, già oggetto di indagine in occasione delle investigazioni svolte sul clan Ferrera, e il Roberto Anastasi all'epoca risultava molto vicino a Cilona Alberto. E siccome questo Anastasi risultava anche vicino a Musmeci, Costanzo e Salvatore, allora cercammo di vedere più da vicino cosa effettivamente stesse quale fosse la sua attività, l'attività del... Chiedo scusa maresciallo, sì. Lei parlava di Musmeci, Costanzo e Salvatore. Sì. Questi personaggi come sono venuti fuori nell'attività investigativa? Sono venuti fuori anzitutto dall'attività investigativa di cui stiamo trattando, dalle intercettazioni telefoniche, ma anche vi era un contatto precedente proprio che emergeva dalle altre indagini. Il contatto c'è tra Roberto Anastasi e i fratelli Costanzo, in quanto entrambi si occupavano di attività di gioco d'azzardo, l'Anastasi praticamente favoriva questa attività dei Costanzo, i quali l'avevano anche portata all'estero, l'avevano portato in Romania. Dunque la favoriva perché il Anastasio Roberto aveva dei collegamenti diretti con la Romania, in quanto la moglie o comunque la compagna è rumena, Paola Mislovaschi. Voi avete accertato se in effetti Anastasi aveva compiuto dei viaggi in Romania? Sì, l'abbiamo accertato che effettivamente aveva fatto dei viaggi in Romania assieme proprio al Musmeci Costanzo, al Cilona Alberto ed altri. Avete mai accertato se il Galea Eugenio ha fatto viaggi in Romania? Sì, ha fatto dei viaggi in Romania assieme al Musmeci e all'Anastasio Roberto. Ma ciò vi emergeva nell'ambito di questa attività investigativa? No, non emergeva nell'ambito di questa attività investigativa, bensì emergeva da un'indagine svolta dal Rosso di Messina, che seguì praticamente i movimenti sia di Aiello Vincenzo, e sia di Galea Eugenio. Da questa intercettazione e dall'intercettazione eseguita su questi due personaggi dei Carabinieri del Rosso di Messina e dalle indagini fatte proprio di pedinamento, emerse che il Galea assieme al Cilona ai fratelli Musmeci partirono da Catania, fecero scala a Roma e poi da lì partirono alla volta della Romania. Le risulta oltre all'attività, lei ha citato i fratelli Costanzo in occasione dell'attività investigativa per il Club Le Muse, le risulta quale attività effettiva, oltre quella che sembrava emergere dall'attività vostra, svolgessero i fratelli Costanzo? Musmeci, chiedo scusa, Costanzo e Salvatore Musmeci? L'attività dei Costanzi si estendeva anche sull'usura. No, chiedo scusa, come attività lavorativa svolta? Come attività lavorativa cioè loro gestivano ed erano proprietari di un deposito di vini in via Scamacca, ed anche proprietari di un ristorante ubicato sulla collina di Acitrezza, che non ricordo come si chiama. Sa se si occupavano anche di discoteche?
Certo, gestivano anche la discoteca Medea 5, sembra. E poi il circolo Le Muse. Nell'ambito di questa attività investigativa avete mai attenzionato tale Cannizzaro? Cannizzaro Rosario, sì. Cannizzaro Rosario praticamente era in stretto contatto con Anastasio Roberto. Durante il corso durante le intercettazioni telefoniche, è emerse che Anastasi portava avanti un'attività di usura nei confronti della signora Gulisano Gaetano, un'imprenditrice che aveva una ditta di insegne luminose in Catania, via Pietro Mascagni. Questa signora praticamente era in debito con l'organizzazione e trattava specificamente con Anastasi. Anastasi ogni volta che parlava con la donna e questa praticamente gli diceva che non era in grado di poter pagare il debito contratto perché non aveva soldi, allora automaticamente e sistematicamente informava il Cannizzaro Rosario. Lei sa se il Cannizzaro Rosario è stato oggetto di ulteriori attività investigative anche nell'ultimo periodo? Sì. Il Cannizzaro Rosario, se non vado errato, è stato arrestato mesi or sono per sfruttamento della prostituzione. Lei citava poc'anzi la signora Gulisano, voi l'avete individuato, avete compiuto l'attività per individuare esattamente questa imprenditrice, mi pare che così l'ha indicata. La Gulisano Gaetana l'abbiamo identificata tramite l'utenza telefonica che emergeva dall'intercettazione. Avete identificato altre persone che vi risultavano oggetto vittime di attività usuraia nel corso delle intercettazioni? Sì, allora come oggetto abbiamo un certo Pappalardo Giovanni, titolare di un supermercato sito nella frazione di Cannizzaro, sito in Cannizzaro. Poi c'era un certo Caramazza Salvatore, il quale si trovava in Spagna e che dovendo dare del denaro alla moglie si rivolse ad Anastasi Roberto, il quale poi avrebbe provveduto dandogli il denaro. Marcello, parlavo del Pappalardo Giovanni. Del Pappalardo Giovanni esattamente cosa vi era emerso? Perché l'avete attenzionato? Il Pappalardo Giovanni praticamente Costanzo Musmeci lo chiama al negozio e gli fa chiaramente Chiedo scusa Presidente, prima che il test continui, non vorrei intralciare l'attività del pubblico ministero, vorrei comprendere. Il pubblico ministero ha chiesto poc'anzi, avete identificato qualcun altro, se non vado errato. Ora, il test cosa è stato domandato? Di riferire sul contenuto delle intercettazioni o sulle indagini effettuate? Non ho compreso bene, perché fino adesso mi pare che avesse riferito su delle indagini. Ora, su cosa è stato domandato espressamente? Sulle indagini sempre. No, adesso mi pare che sta riferendo contenuto di intercettazioni, il che chiaramente non è ammissibile, se ho capito bene. Il pubblico ministero desiderava conoscere se erano state identificate sulla base delle intercettazioni eventuali vittime di attività illecite e le attività investigative compiute in esito a quelle notizie criminis acquisite nel corso delle intercettazioni. L'attività di indagine che riguarda
le muse che riguarda i fratelli Costanzo e Giuseppe Musmeci, che riguarda Cannizzaro Rosario e gli altri, emergono dai servizi di intercettazione telefoniche. Non vengono fatte delle attività investigative fuori, quindi tutto quello che è stato riportato viene appreso tramite i telefoni. Ora, dai telefoni e dal servizio di intercettazione cosa emerge? No, ed è questo proprio che non credo che il test possa riferire. Ha visto che ci siamo chiariti? Con riferimento a identificazione di persone dal contenuto delle indagini ne può riferire il test, se era questa la domanda del pubblico ministero. Dunque, chiedeva il pubblico ministero, sono state identificate altre persone che vi emergevano quali vittime di attività illecite nel corso delle intercettazioni? Quindi abbiamo fatto cenno a questo Pappalardo, a Caramazza, alla signora Gulisano, e poi vi sono anche altre persone, dunque sono delle persone di Ragusa che adesso non ricordo, come c'erano altre vittime che adesso non ricordo i nomi. Lei ricorda se avete mai identificato un tale De Carlo? Sì. De Carlo l'abbiamo identificato ed è un avvocato leccese. Questo avvocato è stato invitato da Anastasi Roberto. No, scusi Presidente, le chiedo scusa, il punto è sempre quello, è avvenuta l'identificazione, che indagini hanno fatto su Di Carlo, ma ciò che emerge loro dal contenuto delle intercettazioni, questo difensore sostiene che non può essere riferito. Sui rapporti non interessano, tra l'altro perché le vedremo dalle intercettazioni. Sì, no, perfetto. Io chiedevo se in esito alle intercettazioni era stata fatta ulteriore attività investigativa sul De Carlo. No, non è stata fatta alcuna investigazione. Avete mai compiuto accertamenti su tale Vinciguerra Antonio? Sì, l'abbiamo eseguito, però non ricordo. Avete attenzionato tale Bosco Mario? Bosco Mario, sì. Bosco Mario, anche questo emerge dall'intercettazione, l'abbiamo identificato. Che attività? Chiamato Pinuccio. Questo che attività svolgeva? Veniva chiamato Pinuccio o Cirasedda ed è il proprietario, comunque lavora presso una macelleria. Ed era in stretto contatto con Anastasi Roberto. Avete svolto attività investigative relativamente alla casa di cura Sacro Cuore? Sì, abbiamo svolto delle Ci può dire che tipo di attività, maresciallo? Sì, l'attività che abbiamo fatto sulla clinica Sacro Cuore è stata un'attività che è scaturita sia dalle intercettazioni telefoniche e sia da indagini fatte vere e proprie, e poi abbiamo anche alla fine di questa tranche abbiamo sentito sia il Greco e la moglie Minnisi in ordine ai rapporti che avevano intrattenuto con il dottor Brangato e in ordine anche alle trattative relative all'acquisto sempre da parte del medico della casa medico di cura. Chi chiedo scusa? Dottor Brangato. Il dottor Brangato è un geriatra che già da tempo, sempre per l'indagine sulla cattura di Santa Paola, emergeva quale medico di fiducia della famiglia e specificamente del latitante. E si diceva in quel periodo che era proprio questo medico che contattava il latitante per le opportune cure.
Chiedo scusa, questo vi emergeva da altre attività investigative, maresciallo? Emergeva da altre attività investigative. Le avevate svolte voi carabinieri? Sì, sono state svolte in particolare sempre da Rosso di Messina. Allora, parlava del dottor Blancato. Ecco, allora le dicevo che il dottor Blancato ha fatto di tutto per rilevare la casa di cura Sacro Cuore. Svolgeva attività particolari il dottore Blancato nella casa di cura? Sì, certo, il dottor Blancato aveva un rapporto di lavoro con la casa di cura, infatti era uno dei geriatri che lavoravano presso questa casa di cura. E poi vuol dire che il Blancato decide di rilevare la casa di cura. E questo allora emerge da una serie di intercettazioni telefoniche, proprio si vede l'insistenza, cioè la caparbietà del medico. Presidente, le chiedo scusa. Inizialmente il test, io non vorrei interrompere così spesso. E accolto l'opposizione. Sì, ma non mi sono ancora opposto, Presidente. Se lei l'accoglie prima, non c'era una domanda precisa. Esatto, non c'era una domanda perché il pubblico ministero ha detto parliamo del dottore Blancato. Questa è stata, possiamo controllare il verbale. Sì, ora, all'inizio del suo dire, il test mi pare che abbia detto abbiamo svolto essenzialmente opera di ascolto delle registrazioni telefoniche. Non abbiamo, salvo che in casi particolari, svolto attività investigativa. Ora, la domanda, parliamo del dottore Blancato, non mi pare una domanda, capisco che è interesse del pubblico ministero e che risulti il più possibile dalla realtà accusatoria e tuttavia credo che non esista una domanda, parliamo del dottore Blancato, ci dica cosa vuol sapere e il test risponde in proposito. Innanzitutto il pubblico ministero non ha fatto una domanda di questo tipo, ma ha inserito il discorso su Blancato allorché si è fatto riferimento a un dottore, chiaramente il pubblico ministero intuiva quale poteva essere il dottore, ma al solo fine di chiarire come si inseriva la figura del Blancato nel contesto che stava riferendo il test poc'anzi, quindi non ha fatto una domanda generica. Quindi poi mi sembra di capire che l'opposizione verteva su cosa? Perché il test stava riferendo del contenuto delle intercettazioni, ma non c'era stata una domanda in tal senso del pubblico ministero che parlava di attività investigative diverse svolte anche in ordine al dottor Blancato. Tanto è vero che ho detto non c'è un'opposizione. Proseguiamo con altri argomenti. Sviluppando questi argomenti, Presidente, scusi, Presidente, continuando l'esame, ma possibilmente invitando il test a non esprimere opinioni personali circa il contenuto delle conversazioni, perché ha riferito che notava il tono caparbio, eccetera. Questo lo rimetto a lei. Il discorso sta a monte, il contenuto delle conversazioni, vale che sia quello come lo riferisce il test, non, in quanto oggetto di testimonianza, non è in nessun modo utilizzabile. A maggior ragione si esprime opinioni un indizio. In casi particolari questa stessa sezione della Corte ha ritenuto di poter utilizzare la testimonianza al posto dell'elaborato peritale sulle intercettazioni, cioè al posto dell'intercettazione del nastro. Allora diceva, posso Presidente? Diceva poc'anzi Maresciallo che avevate sentito il titolare della casa di cura. Sì, abbiamo sentito il titolare Greco. E da quella audizione è emerso qualcosa di utile per la vostra attività investigativa? Sì, è emerso che effettivamente il dottor Blancato aveva contattato il gestore della casa di cura al fine, aveva fatto contattare il gestore della casa di cura da un certo signor Leonardi affinché questi rilevasse la casa di cura. Noi chiedemmo come mai non lo fece lui personalmente, il dottor Blancato, questo tipo di offerta, e il signor Greco ci disse che non sapeva, anzitutto non so rispondere a questa domanda, ma poi mi ha detto che credeva che il Blancato non l'avesse fatto proprio perché aveva timore di lui Greco. Il
titolare era il Greco, ricorda il nome? Greco Gaetano. E ricorda se era l'unico titolare della casa di cura? Il Greco Gaetano e la moglie Minnisi, no? Non ricordo il nome. E adesso che sto facendo mente locale ricordo che la Minnisi, che anche lei venne sentita, ci dichiarò di aver ricevuto poco tempo prima delle minacce estorsive al telefono. Chiedo scusa, mi ero distratto, maresciallo. Sto facendo mente locale, quando noi abbiamo sentito la Minnisi, la moglie di Greco, questa ci disse che poco tempo prima aveva ricevuto delle minacce estorsive. E sento una cosa, le risulta che il Greco avesse una figlia? Sì, Greco ha diversi figli, una di queste è una certa Leonora che emerge nel corso delle indagini e praticamente conversando al telefono con ha visto, il padre. Presidente, torniamo al discorso delle conversazioni telefoniche. O il test non ha capito bene o io non sono stato chiaro. Io credo, la Corte deciderà ovviamente, se della mia opinione, che il test non può riferire su consapevolezze tratte dal contenuto delle telefonate. Su questo enunciato la Corte concorda, Avvocato Russo, solo che però nel caso particolare non ho capito a che cosa stava riferendo. Stava riferendo del contenuto di conversazioni, di consapevolezza. Scusi.